Hold up. Io. Direttissima! Buonasera mondo! Ciao persone! Ciao a tutti, benvenuti! Arriva l'estate e noi siamo ancora qui puntuali, ore 20:30, diretta Facebook, poi ci vedrete anche su YouTube, quindi ciao a tutti quelli che ci vedono su YouTube. Da casa. Ma guarda che ha prosato che se Marco rispetto a altri 2 mesi si andà in ferie. Ragazzi. Già andato in ferie, sei l'unico che va in ferie. Che continua a andare in ferie, tra l'altro. Sì. Ragazzi, è estate, perché sia estate bisogna essere abbronzati. Sì, va, vedo. Perché a faccia da, Cioè, io faccio da 3 gennaio Gaetano. Mi da marzo, infatti sono marzo, che roba. No, Va bene. Non iniziamo così, Gaetano. Soprattutto non iniziamo questo senz'altro show. Sì. Voglio mettere le parole, guarda, le ho scritte qua. Vediamo. Non si deve parlare, come sono proprio in grande. No, è vero, non si deve no. parlare Bravo, né di bravo. musica né di calcio. Assolutamente Per carità. Però i Maneskin campioni d'Europa, scusa. questo sì, tanta questo roba. O i maneschi, come si dice a Mestre. Esatto. Maneschi. Diciamo che avendo vinto l'Eurofestival adesso Bravo. sono conosciutissimi in Italia ma anche in Europa. Certo, Bellissima sta bisogna che roba. ne mancano gli altri all'Eurofestival. Spieghiamo però da casa che cos'è l'Eurofestival. Illustraci. Allora, prima che se tipo un campionato, Sì. che è, per cui Sì. chi vince Sanremo, Esatto. ma poi va a fare a Champions League, che Che è l'Eurofestival. Esatto. In 30 secondi che abbiamo parlato di calcio e musica. No, ma non parleremo di calcio e di musica. No. Però, scusa, con una piccola parentesi. Cioè, ragazzi, da Veneti e il Venezia se torna in Serie A dopo quasi 20 Applauso, anni. applauso al Venezia. No, scusate ragazzi. Tutti gli amici di fermi. Venezia che... No, l'applauso sì, se ci sta, però scusate ragazzi, io sapete che vi voglio bene, siete come 2 fratelli per me. Ma non mi fate una cosa del genere per piacere. No. Non te vuoi che diciamo che il Venezia proprio ticketsi del mestre? Ma te dà appunto. fastidio? No, per carità, ma il nome è corretto, se Unione. Unione Cosa perché spiega per noi non mestrini? c'era una grande squadra che c'era il Mestre, una squadretta che c'era il Venezia, hanno fatto l'Unione Venezia Mestre, si chiama Vabbè. Unione arancio nero verdi apposta, per cui Unione rimane nel cuore, Unione anche Te se il puoi nome chiamarlo anche a Venezia. Oh, te piace Venezia? Ah, ti faccio fare un giro del Calagrando a Sciaffoni? No. E se Dio viene analizzarsi, bisogna che Stai stiamo tranquilli, quindi, vabbè, Unione, Scusa. quindi, ma mica ho letto Cioè, andare a no. Venezia, comunque auguri amici dell'Unione, Però basta, non auguri. parliamo più del calcio. Assolutamente. basta, Tra l'altro, basta, non so se avete basta. notato, la cosa interessante è che in queste settimane sono traballate un sacco di panchine proprio Anche della Serie A. traballate? Anche trabellate, Sì. perché erano belle le panchine, per cui sono traballate e trabellate parecchie panchine della Serie A. Tipo? Ad esempio, l'Inter campione d'Italia, sei contento? Ma cioè, voi altri che vi fino alla fine, noi altri mai una gioia, Esatto, cioè, voglio esatto. dire adesso, Perché un giorno, cioè godiamoci un giorno. Brava, è andato via Conte, ma stavolta non si arriva a Draghi, No, ma era un'altra. Inzaghi. Inzaghi. Vedremo come andrà, non lo so, non mi esprimo, però Ci sono tante altre panchine che sono cambiate. Quella del Milan non cambia. non è traballata quella del No, Milan. perché trabellata. è piena di pioli. Aspetta, applauso e anche risata. Terribile. Però non stiamo a terribile. parlare né di calcio, per favore, No, né di musica. no, Basta. no. No, fermi. Però- Questa forse l'avete sentita però- anche voi a casa. Cioè, avete sentito della storia di Gigliola Cinquetti? Sì. No. Gigliola Cinquetti è presente, la cantante, presente. Sì, ho cantante capito, ma famosissima. La storia di plagio? Chi ha copiato? No, non Cioè, lei ha consiglio- copiato No, non lei, no, ma lei è stata copiata dai Beatles. chi? No, questa non l'ho sentita. No, ragazzi, però. no. Gigliola Cinquetti copiata dai copiata Beatles. dai Beatles. L'ha Plagio. detto lei, ma è abbastanza evidente. Ma Cioè, cosa? la canzone Yesterday. Na 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 Il tuo inglese mi vuole dire. Quella là, Yesterday, famosissima. Sì. Attenzione. Eh. Non ho l'età. Na 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 na. Cioè, no, sei uguale. Dai, un'altra Marco, roba. canta Yesterday. Scusa. Yesterday. Non ho l'età. Stessa roba. C'è uguale, plagio, è evidentissimo. Ragazzi, allora, Gigliola, te volevo bene, però... Tra l'altro, però non sottovalutare, perché mi da esperto musicale Ah, sì. ho confrontato i 2 partiti e ho visto che i stesse righe orizzontali con i puntini, identiche. E note. Quelle sei note. Siamo come che te vuoi. Come te vuoi, siamo a note, note. Esperto musicale. E chi era tutte 8 stesse sia su 8 cosa? 5 7 note però.
E ne cava una. C'è sempre sta a 7. No, ma Vabbè, se è meglio che non parliamo di musica. È il Beethoven de Berti Paia che abbiamo qua, ragazzi. veramente. Non parliamo di musica, non parliamo di calcio, parliamo delle riaperture, anche i matrimoni riaprono. Certo, bisogna che sia Cioè- una brutta notizia la settimana che vuoi. no. Però ve ne devo dire una perché matrimonio che vai, usanza che trovi. Più o meno. Allora ci spostiamo un attimo in India, dove è successa una roba un po' strana Cosa è perché successo? all'altare diciamo che la sposa è stata colpita da infarto. Esatto. No, poverina. Sì, no. però nessun problema ragazzi. Cioè? Sì. C'è il Gacciamà Sorea. Ora, No! cambio! È il prete che ha fatto cambio. No, non sì, non Fare penso una che battuta fosse il invece prete. è successo davvero. Ma davvero, hanno cambiato con la Sì, sorella. hanno cambiato, Che ha avuto sì, l'infarto e grazie a Massimo No. Sorella. Ma d'altronde cosa affetto? È tutto pronto. Sì, poi i pupassetti si somigliavano comunque. Voglio dire, Ma te pare che cambia sposa perché... mi immagino il chef del matrimonio che si è andato da suo papà, sua sposa con la teccia. Capo, ho risolto quei fegadei che devi andare. Se tacca, cosa femo? Scusa, in India? Cosa No, per femo? piacere, In tipico India. piatto. Che anche è un esperto culinario. No, io oltre musicista sei antropologo. Certo. Dai, conosco il mondo, sposate, ti col toso. Comunque, vabbè, insomma. Questo Al- però è anche un aspetto religioso, Esatto. è un aspetto culturale. Invece, Cioè, se no folklore. che sei a sposa, che ne sei un'altra pronta in India. È proprio un discorso di religione. Davvero di religione? Sì, Perché? sei indù. No, vabbè. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Guarda, e dopo perché penso che anche in India si dica bueada, come da noi. La Perché- cosa interessante invece è Queste persone folklore. che stanno piangendo dietro le telecamere sì. dalla tristezza di questa battuta. Vabbè. Folklore, Folklore. sempre legato al matrimonio. Sì. Io mi sono segnato una notizia, ragazzi, perché dovete sapere che noi quando cerchiamo le notizie per parlare di attualità non troviamo mai niente. No. No, perché la settimana prima del Sens'altro Show succede tutto. tutto. La settimana del Sens'altro Show andiamo a ramenare, siamo nei Però siti ne ho alla beccata. ricerca. Questa è bella, però, Questa ne ho trovata una che è interessante. Zimbabwe, quindi Dietro l'angolo. qua vicino. Vai avanti, Paloreo, te giri su a Sì, destra ah. e trivi. A sinistra. Mishak Nyandoro. Mishak Nyandoro, Ah, credo si dica. sì, È sì. un uomo di 66 anni che è padre di 151 figli. Cioè 151 figli, quelli che ha riconosciuto, cioè perché magari perché forse- avevamo tutti i Se suoi. mica ne godo, già fosse fatica a distinguerli. Riconosce che ne 151. cioè. Ma la cosa più drammatica, almeno per lui, è che ha 16 mogli. Però. Cioè, 16 però mogli. bisogna fare un po' dei conti, ti Pippo che ti sia anche matematico. Allora, certo. il problema, infatti, secondo me, che più è mogli, cioè 151 mogli. Sì. No, figli. Figli, sono 16 16 mogli. mogli, 151 quindi diviso sono 16 mi 16. farà 9,4 fioi a testa. Come l'ha fatto? Come che ha Poi- fatto fare i 0,4? tra l'altro? sarà un puteo più piccolo? Cioè, È maturo, boh, non non so. so, vabbè, comunque, vabbè, dai. Però Guarda che adesso, stanno- ragazzi, non so se avete letto, si è di sposarsi per la 17ª volta. Ancora? Addirittura. Sì, eh sì. E adesso ha scritto anche, ha dichiarato di non poter lavorare perché è impegnato a soddisfare sessualmente tutte le sue consorti. Dichiara, sono loro a mantenere me. E questo sì è un Standing genio, ovation. ragazzi. Voglio Hai essere vinto. anche Miki Pandoro là. Hai vinto. Nyandoro, Hai vinto. Comunque, l'altra difficoltà che mi credo sta persona, 151 nomi. Dai, come si fa a trovare 151 nomi di Sì, fiori? quello seria il minimo e 32 suoceri. Anche a quello. Cioè, se è un problema anche quello. Sì. È difficile. Cioè, sta mica roba avevo qua. uno zio che si chiamava Sesto, ieri in 6 Ah. e si chiamava Sesto. Perché se Perché arrivava comunque ultimo. ricordarseli Arrivava tutti ultimo. era un problema sesto. d'accordo. E ora, e poi suo le altre... fratello, ragazzi, ma quello prima, quinto, Qui prima? quarto, quello prima, terzo. Cioè, e i capito? primi do? Non mi ricordo io. Primo e secondo? Conoscono che ti? Ma che colossi No, ma tocca a te? La prima e La seconda. fantasia proprio. Ma per fantasia piacere, non manca. per piacere. Ma a proposito di figli di Africa, di Zimbabwe, parliamo della regina Elisabetta d'Inghilterra. Perché sei anche geografo, cioè lui è... Guarda che voi lo Scusa, ma il sottovalutate. collegamento? Non sapevamo ben come fare sto collegamento. Come ho pensato a dire sta frase? Esatto. No, perché ieri è uscita il censimento ufficiale della regina dei Elisabetta. beni della regina Elisabetta. Esatto, Attenzione. sono curioso. Sì, no, ma aspetta. Tra le cose più interessanti, Regent Street Sì, così. è la strada sua, è come dire via Roma e tutti i paesi del Veneto. vabbè, è come, oh, cioè, è come la comunque strada so. bianca che porta nelle case dei Ciao campani. ragazzi, è sua, Vabbè, è sua. Cioè, se Buckingham Palace è in centro, come fai a mettere la strada bianca? Giusto. Cioè, ti va di essere a strada perché si devo portare, cioè nettarla, cioè uno non torna più a casa, no? È giusto che abbia la sua strada. L'idea praticamente va a portare il bidone dei immondizie in fondo a Regent Street. Esatto. Può succedere, può succedere. Beh, regina, ma così scoasse una tragedia.
Poi, Parla come Ines, tra l'altro. vai un classico, vai. Non so perché. E un parco auto infinito, non bisogna che riuscì a contare Cioè, che mai. è proprio un Beh, parco, sì. cioè, nel senso là. 200 tipi di borsette, Vabbè, quelle le ho anche io. Scusa. Va avanti, Pippo. un magari McDonald's, Così sa che vuole di un McDonald's. hamburger. una scuderia, 600 uova Fabergé. Sì, sono quelle decorate, molto belle. Perché io so ste robe? Ma che se avete 200 Ma perché non lo borsette, sapete sarà- voi? Perché siete ignoranti, cioè. Vabbè, un totale patrimoniale di 400 milioni di euro. 400 milioni di euro. Dai, Ma, qualcosa in più. Ma non tanto. Ma attenzione, perché tutti i cigni in acque libere dell'Inghilterra e del Galles e tutte le balene, gli storioni, i delfini presenti entro 3 miglia dalle coste del Regno Unito siete a Regina. no. Sì. Vabbè, questo dimostra che coi soldi non te puoi avere tutto. Perché? Cioè, i delfini a 3 miglia e 1 metro non sei tu. Ah no, Certo, non però. io mi immagino il delfino a 3 miglia e 1 metro. No, chiedo scusa alla regina, chiedo scusa alla Certo, regina. ci sta guardando naturalmente. Betta, possiamo chiamarci Betta? Betty. Betta, sì, da Betty, va bene Betty. Allora Betty, chiedo scusa veramente a nome di tutti e tre, noi siamo veramente onorati di sapere che tu ci segui con grande assiduità nelle dirette di Senz'altro Show Sì, e sempre. posso dichiarare anche una delle nostre, più la mia, insomma, Sì. in qualche modo, grande sogno, mio grande sogno, che è quello proprio di incontrarti di persona. Mi piacerebbe tantissimo incontrare Esatto. una regina. Ma Sì, dai. ho capito, ma che ne siamo capi giovani, voglio dire. Vabbè, ma E insomma, mica soprattutto ne abbiamo anche di più vicine, perché tu in realtà una regina la conosci molto bene, la Sì. regina del Senz'altro Show, E chi è? Elsa Faggin. E ora, signore e signori, un piccolo contributo video di Elsa Faggin, Ciano Contin ed un intervistatore speciale a Manca un quarto e 8 un quarto. E così stasera mi vedo con questo sconosciuto. Vado a cena. Cena e dopo cena? Ma perché mi ha preso? Non sono mica una che era là al primo appuntamento. Perché se qualcuno è a Corea di domandarti il secondo? Assessore. Cari amiche e cari amici, benvenuti a Manca un quarto e 8 e un quarto, trasmissione politica con approfondimento sui temi di attualità, in compagnia come di consuetudine con l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio. Femo ciao, Ari, ciao persone. Bene, e naturalmente alla nostra postazione social la splendida Elsa Faggin. Buonasera al nostro pubblico. Splendida, solo lei. È pare quello dei miei franchi vecchi che Montessori. No, Garibaldi chi era? piacere. Beppe Vesicchio chi era? No, era Verdi. Allora, assessore, una statistica diffusa proprio in questi giorni dice che la disoccupazione tra i giovani è in costante aumento. Esatto. E infatti sono molti i messaggi che arrivano dai giovani bene. proprio per questo malcontento. Voglio leggervi un messaggio. Sì. Scusate, cambio gli occhiali. Scusi, lei non ha già gli occhiali? Sì, ma questi sono solo di bellezza. Per fortuna già. Tutto sì. un altro tocco, vedremo. Guarda che brutta che è adesso. Per piacere. Francesca ci Sì, scrive, Francesca. ci scrive. La Franci porta un po' il sentimento di tutti noi giovani e dice: Noi giovani. ma se quando cerchiamo lavoro vogliono solo gente con esperienza, noi giovani l'esperienza chi è che ce la fa fare? Certo, bella domanda, Soliti no? discorsi no, che a fare i giovani, no, chi se Allora, lamenta, scusa, i assessore, giovani. no, porti rispetto anche con questo tono, giovani, non è carino, assolutamente no. Porti Guarda, adesso rispetto. mancava solo darghe skate per chi stesse a casa a lavorare i giovani. Intanto si chiama reddito di cittadinanza, non skate per giovani. stare a casa. La C'è smetta un'altra di cosa. criticare noi giovani e ci dia E lei risposte. la smetta di dire noi giovani perché con tutto il rispetto Elsa, insomma, non mi pare tanto giovane. Sono ancora nella fase della pubertà. Beh, se vede il primo peo. Assessore, vogliamo, avete delle Senz'altro. azioni concrete per Concrete. questi giovani? Dei Abbiamo- progetti, dai. Tre azioni importantissime che abbiamo realizzato nel nostro territorio. La prima è un sito Oh, bello. www.ryanair.com. Dai fuori a sto paese prima che sia massa tardi. No, giovani, ma lei non può capare. dare questi messaggi, assessore, ma le pare... Esatto. Vabbè, altra azione concreta. L'altro progetto che riguarda le ragazze. Vedi, non sono d'accordo neanche loro. per cui, Allora, diamoci Silenzio però, dai. una calmata. Non potete torre un acquario come sta altri. questo noi che gallini, dimostra. Sì, ma le galline si annegavano. Tanta guerra, sì.
ogni modo, l'altro progetto che abbiamo fatto per le ragazze disoccupate del nostro questo è un bel territorio, progetto, prego. abbiamo comprato trattorini, frezze e dei cespugliatori e tutte le ragazze si impegneranno così nel tagliare l'erba nel nostro territorio. Interessante, come si chiama questo progetto? Tosa erba. Che piacere. Sono impegnate molte ragazze. Ma l'iniziativa di punta è per eliminare il fumo. Tanti ragazzi giovani fumano. E allora abbiamo coinvolto l'associazione Femen. Ah certo, un'associazione Vedete? famosissima, sì, sono quelle ragazze molto avvenenti Sì. che protestano completamente nude Esatto. con gli slogan scritti proprio sul corpo per essere più Io visibili. ero una femmina. Sì. E dopo cosa è successo? Mi hanno vista e mi hanno fatta vestire. Ecco. Esatto, vabbè. Allora mi sono occupato di scrivere personalmente slogan sul petto di 100 ragazze vabbè, per fatto lottare questo contro sforzo, il fumo. No? E il slogan è: se non smetti, tette mai. Bravo Capito? assessore, bravo assessore. Io non ho parole. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è scaduto, pertanto appuntamento alla prossima puntata. Senz'altro. Scusa, a proposito dei giovani, sapete perché tanti putei non si sono promossi? No. Perché si sono bocciati. Perché dietro ti dici bocciati, putei piccoli, ora si sono bocciati. Tosa erba perché sarebbe la ragazza cioè con l'erba. Sì, ho capito. Sì. Senta Elsa, scriva il sito www.ryanair.com. Sì, Solo ecco, andata. sì. Controllo. Sarà il 7:30, non lo so. Vabbè, comunque, insomma, torniamo in diretta. Guy, ti sei attivato il microfono? Sì, assolutamente sì. Benissimo. Ho sentito un urlare. Archetto! Esatto, facciamo un applauso ai nostri tecnici che dietro le quinte sono sempre presenti per correggere ogni nostro errore. Ogni mio errore, perché in effetti sono sempre mica me smente con il microfono. Non è un problema. Ma Andiamo avanti. a un momento importante della Momento importante, ma la cosa importante è che è arrivato il momento del gioco. Per giocare per casa, se non avete ancora guardato il numero da casa, cioè intanto iniziate a prenotarvi perché tra pochissimo sarete in linea con noi. Ma Marco, ma qua parte del tutto, non so cosa che per terra. Comunque dicevamo, Non so che sei baile. la settimana scorsa Ma era dopo ti ospite spiego. qui, va bene, era ospite qui la vincitrice, no, del gioco. Valeria, la prima vincitrice a partecipare Bravissimo. in diretta con noi. Poi però è stata surclassata. Vabbè, succede, insomma, da un altro campione. Surclassata Un altro da campione. Alessandro, che abbiamo il piacere, il nostro ospite di Baone, che è qui con noi questa sera. Il campione! Ecco Alessandro, il nuovo campione! Eccolo qua. Buonasera. Ciao Alessandro, e questo? Scusa, ma, vuole ricordare ormai non scusa, ma tuo nonno? scusa. Capa. No. Ma ciapa cosa? verdura con cassiera da 2 novembre che te Ma no, ma, cioè, Ma scusa, voi, questi piselli che ne arrivava addosso. non lo sa, ma, cioè, Nonno, nonno, no, per dai, cortesia. ho portato nonno perché aveva badante in ferie. Vabbè, succede. No, perché era festa della Repubblica, ha fatto ponte. Ma se sei moldava? A te dici che me la frega? Ciao, Iti. Vabbè, nonno. voglia di starmi in parte che quella esatto. è buona. Qua è nonno con Alessandro. Ciao Alessandro, ma posso sapere cosa state facendo voi? Siamo io Destregoari, Bisi de Baon. Esatto. Destregoari Bisi Destregoari Bayon, Bisi. detto per i miei parenti da Napoli che so che mi guardano, significa Saluti. che stanno curando i bisi. Come si dice destregoare in Destregoare è italiano? difficile. Penso che non esista. Ah, non esista. È una di quelle parole che in italiano non esiste, tipo, non so, brose, ma non rende l'idea. Cioè, no, brose ma esiste, no? È non la rende prima. Ma... esisofero. Certo, È non caldo. rende- È caldo, ma non esisofero. Affa. Affa. Vabbè, comunque destregolare. Se sapete come si scrive destregolare in italiano e siete Scrivetecelo. leggermente più colti di noi, scrivetelo nei commenti. Scusa, seria io il calciatore. Che Perché? calciatore? Ti grito il campione di Baon. No, non mi pare No, il calciatore. campione di Baone. Baone. Baone è una cittadina nei colli. Beh, dicelo tu, Alessandro, no? Baone è una cittadina dei colli. Vedi tu, sapevo come. Giusto, corretto. Ascolta Alessandro, ma sti bisi, spiegami sta provenienza di questi piselli detti bisi. Dice i Bisi de Baon, che è il prodotto tipico, anche se sto anno che ne è pochi, però è il prodotto tipicissimo di Baone, per cui Baone è famosa nel mondo. Ah, Che beh, bello, bello, bello. Poi i Bisi. Ma e Sì, quindi no, sta per me, cassettina fai bisi. dopo rimane a noi?
Sì, Vabbè, fa ringraziamo un buon prezzo. Credo che este mi fa venire in mente che avevo un amico cuoco da Baone che faceva tutti i piatti con i bisi e si chiamava Amedeo. Amedeo. Cuoco, lo chiamavamo Amedeo da mangiare. Perché era solo nostro. No, per piacere. Sì. Tu parete? No. Alessandro da mangiare, capito? Ma che Alessandro Sì, da mangiare. mangiare? Senti, Alessandro, quanti anni hai? 40 anni? 40 anni? anni. Mia, la tua età che avevo 10 anni da manco. Serio? Guarda la cara di... Ah! No, vabbè, lasciamo stare. Che lavoro fai, Alessandro? Faccio l'impiegato, mi occupo di marketing, Marketing? in una ditta di materiale elettrico. Beh, nominiamolo a sto Marketing. punto, anche se non aveva Ma- fatto sponsor, però... Si chiama Master, Master. però un co' era impermesso, con sta casa spina una scianta. Ok, Ah, ma capito! Spina perché lavora qua con te! guarda, io posso lanciarvi l'applauso perché è perfetto. Che dai, come nonno. Esatto, anche a me, te Sei dai una mano. sposato, hai figli? Sono sposato con Ti una dispiace, figlia. sai, cosa vuoi, sono roba che capitano. Non sei No, niente di vabbè. brutto, credo, cioè, Posso salutarle? Sì, certo. Ciao amore. Che hai salutato la figlia. Saluta anche tua moglie, però. Ciao amore. Per sicurezza, la chiama tutti Tanto amore a per P quando mi risponde, mia moglie ogni tanto. Ricordati, sei caro mantenere il rapporto con la femmina, devi ricordarti due segreti principali. quali Il sono? Quali giusto tempo. Il giusto tempo. Bisogna dedicare il giusto tempo per coltivare No, un il tempo rapporto. proprio meteo perché è femmina, siccome l'orto. Tutto dipende dalla luna. No, Confermo. non è vero, che mamma mia. E soprattutto il giusto spazio. Ecco, giusto spazio, cioè dedicarsi uno spazio. Non essere né dare troppo spazio né massa poco, perché sennò si sente sofferà. Sì, certo, non bisogna opprimere, bisogna lasciare liberi. Ma neanche massa, specialmente se sei una bettola, se no dopo è come avere bicicletta nuova, mettila in stazione a Padova senza lucchetto. Quindi- Prima o dopo ti ciao. No, per piacere. Guarda, Grazie, scusa, grazie. Alessandro, ti faccio io una domanda. Che censuro il nonno. Esatto, per favore, cioè, scusa, una curiosità che ci hai raccontato quando abbiamo contattato è che tu hai visto nascere Marco e Pippo, è vero? Ieri tu ostetrica. Che ostetrica, nel senso penso artistico. No, ci conosciamo da racquanti anni. no, Racquanti. sì. Racquanti è una quantità indefinita. Sì. Più di quanti sono i bisi in una cesta. Bello, interessante come spiegazione. Sono Quindi, felice. cioè, tu hai visto proprio i primi nostri spettacoli. Non avevi ancora la barba? E sei ancora qua, no? E sono ancora qua. Sì. Allora, applauso, facciamo un applauso ad Alessandro. Applauso per Alessandro. Facciamo un applauso a tutti i nostri amici a casa e io direi di iniziare col gioco, però. Sì. Gaetano. Alessandro, ti chiederei di accompagnare fuori il nonno, lascia pure io. qui i bisi, non ti preoccupare, lasciali Sì, pure sì, lì, poi insomma, in qualche bisi. modo Nonno, se accompagni andiamo. fuori il Tu nonno. ricordi che dopo devi giocare, devi tenere la mente sveglia con una bene, pastiglietta ok. da darti. Che... sì? Che pastiglietta. Allora una pastiglia che praticamente se te che mai a testa te lo fa passare, però dopo non ti fai più sesso. Regola te ti. Ma che razza Dimmi te, io mal di testa. Sì, ma che pastiglia è? Ti passa mal di testa ma non ti fai più sesso dopo. Vabbè, ho capito, ma E si cos'è? chiama Novagina. Per piacere, vado, nonno. Devo Alessandro, devo tornare. Ma te pare possibile che uno per Ma presentare volete. un ospite deve... Cioè, ma tu lo chiudi nella stanza di là il nonno e così non disturba. Senti Gaetano, però è il momento di giocare. ecco, a proposito. Allora, finora abbiamo giocato col Marshmelody, che era un Bravissimo. gioco ad alto contenuto di carie. Esatto, e allora il mio dentista mi ha mandato una raccomandata, mi ha detto che assolutamente non è d'accordo con questo gioco perché sono a rischio i miei canini. Lo ha detto in maniera molto chiara, per cui dobbiamo cambiare gioco perché io questa cosa non la posso fare. Siccome sono a rischio i canini di Gaetano, abbiamo creato un nuovo gioco che si chiama Canzone. Cioè? Cioè, praticamente Gaetano a chi chiama deve far indovinare 5 canzoni e chi le indovina nel minor tempo possibile vince, abbaiando. Abbaiando? Eh sì, certo, te avevi problemi dei canini e quindi facciamo il passo successivo con Canzone. Cioè, che anche a sigla, veramente. Allora, abbiamo dotato Gaetano di una parure, diciamo così, per renderlo credibile come animale domestico. Ecco, qui abbiamo il nostro Gaetano Bracco Guadagno. Guarda, Adesso se Gaetano, uno avvicinati un po' al microfono perché a 46 anni, devi far forse sentire a 46 anni uno si deve mettere così. Ma come se ci paga? Appunto. Pippo, sei arrivato giusto per iniziare il gioco Canzoni. Voi potete cominciare a prenotarvi alle telefonate, ma ne abbiamo già una, mi dicono dalla regia, e quindi direi pronto. Pronto? Chi sei? Sono
una signora da vicino, forse a un paese che conoscete. Io Berti Paglia. Già Beh, sentito. Allora, ricordiamo che Berti Paglia è famoso per essere patria di uno dei comici di Marco e E Pippo, Pippo. che non sei Gae perché di Mestre, non è Marco Questo perché di Due Carrare. Di Di chi? chi praticamente giochi in casa di Pippo, giusto? Beh, mi pago a Ronchi. Conoscete Ronchi? Ronchi del Volo, famose Ronchi del Volo. Perché sono Bravo. nati anche 3 tenori famosi. No, non c'entra niente. No. non c'è nato No, il il volo è un'altra roba. Ah, ok. Vabbè, insomma. Ricordami il tuo nome che mi sono perso. Conosci tutto, insomma. Nome Milena. Milena, molto bene. Con nome Milena. Allora, Milena, non so se hai capito il gioco, ma Gaetano abbaierà 5 canzoni. Tu hai un Ok. minuto di tempo per cercare di riconoscerne il più possibile, il più velocemente possibile. Se non la sai, di passo, perché vince chi ne indovina di più, ok? Sei pronta? Vai. Un Sì, minuto, dai. cronometriamo e vai Gaetano. Via. Brava, una. Passo. Passa, vai. Ciao mamma, come mi diverto. Bella, Luglio. Grande. Ultima. Pifassie. Dai, che ultimi 10 secondi. Buttati. Dai. Stop al tempo. Però Milena 3 canzoni su 5 al Brava. primo canzoni. Un applauso. Brava Milena. Ciao, saluta Berti Paglia, grazie per aver giocato con noi. E Ronchi, ciao Milena. Ciao, bravi. Ciao. Grazie. Abbiamo un'altra telefonata? Ce l'abbiamo. Pronto? Ce l'abbiamo. Sì, Sì? pronto? Sì, Ciao. ciao. Chi sei? Buonasera fenomeni, buonasera. Mi chiamo Mayra da Padova. Ciao Mayra. Ciao, Mayra. Grazie Grazie per i fenomeni. È come se a ululare. Cioè, Posso allora, scusa, salutare Mayra, la mia Ma carissima guarda che roba, ma te fa il possibile? ok. Mayra, sei da Padova o provincia? Padova Centro, Chiesa Nuova per l'esattezza. Bene, Certo, certo. bene. Chiesa Nuova Sì. che viene dopo? Chiesa vecchia. Chiesa Nuova che viene dopo le Brentelle. Certo, conosciamo. Senza fare pubblicità perché Esatto. le Bretelle non ci paga. Salutiamo gli amici delle Bretelle che ci Bravissimo. pagheranno. Allora, Posso salutare la mia socia Attenzione. Annika Sorgato che vi sta ascoltando? Chi? cosa? Posso salutare la mia amica socia Annika Sorgato, vi sta guardando. Certo, La Abbiamo saluto. fatto L'abbiamo questa fatto. trasmissione apposta perché te potessi Chiamare sentire l'amica Annika Sorgato. Sorgato. E infatti lo chiamava apposta, mica immaginavo. peraltro. Certo, perché abbiamo detto, ma perché dovrebbe alzare il telefono e chiamarla e a Sorgato? Siamo una diretta che Solo chiama a per Sorgato. salutare a no, l'amica. Sorgato, esatto. Solo che fa Allora. salutare a Sorgato. Allora, Sei pronta? Ditemi. sei pronta? Canzoni Dai, sta per partire. Va bene che ne indovinerò neanche una, Non dai. ti preoccupare, non buttarti giù. Cominciamo col minuto, vai. 3, 2, 1, vai. Dai. Questa. Come si chiama sta qua? Aspetta, con le mani amore. Sì. Dai, anche se so, è quasi il titolo. Chiedi a Sorgato. Sorgato, dammi una mano, Dio. Aspetta. Vai, passa. Ok. Passo, dai. Maria Vergine. Sì. Dai, qui è de coso. Aiutami. Cosa? Passa, Dai, vai. dammi una mano. Che roba sia? Credo che l'amica Sorgato che abbia appena scritto su Facebook pare imbriaca. Sì, è appena scritto. Uno, stop! Giusto ragazzi, perché magari non si era capito. Questa, una era una carezza in un pugno, la donna a cannone. Adesso è tu. vero.
Però Vabbè, guarda dai. Mayra, se te vuoi dare solo il pugno a Gaetano puoi venire qui e darglielo. No, Grazie. avevo sua punta della lingua, Vara, Non veramente. importa, va però bene. sei stata bravissima e Pazienza. simpaticissima. Un saluto a te e all'amica Sorgato. Grazie Ciao. mille, Ciao. un bacione a Stai voi. là, te Ciao, godito. ciao. Frusta via! Ultima Frusta via! telefonata. Boh, lascia stare che dopo ne chiama protezione animali. Pronto, chi sei? Sì, pronto? Sì? Chi sei? Ciao. Sono Alessia. Ciao Alessia. Da dove? Ciao. Da Due Carrare. Ah, patria di un altro dei comici di Marco e Pippo, di Marco, che non è Pippo, di che è di Marco. Berti Paglia e non è Gae, che è di Mestre. Chi potrà Quindi- essere? Di Marco. Eccola. Perspicaci, sono svegli i nostri ascoltatori. Ah, bene, bene. Sempre Bellissimo, bellissimo. Raccontaci cosa c'è di bello a Due Carrare. Niente. No! Oh, è bel... No, dai, No, è un bel dai. paese, è un bel paese, dai. È un bel paese. Ah, un bel paese, la dai. frazioncina di Ponte Manco, che è una chicca a passeggiare. Certo, ma abbiamo anche la l'abbazia di Due Carrare, che una volta si chiamava Santo Stefano, perché era Carrara E Santo San Stefano e Giorgio. Carrara San Giorgio, che sono fusi insieme e diventa Due Carrare. Ah, E ok. Due Carrare e Sì. Santo Stefano si chiamava Bassia, perché c'era l'abbazia. No? San Giorgio c'è da vivere con Santo Sì. Stefano. No, vabbè, scusate, Vabbè, solo no, un ho attimo capito. che avevo il cancro di fare pipì, Sì, scusami. scusa. Allora, Ancora? dai. Ancora? Basta. Dai, canta e tasi. Dai, e allora, non sbagliare. Sei pronta per il gioco? Sì, certo. Vai, allora iniziamo col minuto, via. Dai, dai. Passi? Ok, Passa. vai. Ma la mia goletta non avevo capito. Sì. Soli. Soli? No. No, male a Un cuore matto. Sì. Va. Passo. ragazzi. Basta, Passo. quante ne abbiamo fatte? Via. Battimi amore, no. Va bene, abbiamo finito. il tempo. Scusa, ieri a Battimi amore o Vattene amore? Perché Batti- una è una canzone, Sì, l'altra c'è un ragazzi, film. allora, a due Carrare ne Battimi piace amore. A Due Carrare ne piace robe hard, capito? Va bene, Bene, grazie per aver giocato con noi. Saluto Grazie tutti a gli amici voi. carraresi. Ciao. Ciao, grazie. Senti. E quindi diciamo che al momento la prima persona che ha chiamato è in vantaggio sugli Certo, altri, ma Vediamo alla fine. Comunque Ok. adesso io, Pippo, porterei piccolo Gaetano a fare la pipì. Porta il Se caffè. te vuoi Ma presentare non mi il resto, serve, vieni, certo, Gaetano. perché sapete che il Senz'altro Show continuerà nelle prossime settimane e sapete che noi portiamo sempre delle novità incredibili in diretta. Con il prossimo video sono emozionato, voi penotti. Scoprirete chi arriverà tra poco al Senz'altro Show. Vai. Avremo qui Tony Miami e non so, Guarda, mi non conosco, ma me fido. Per cui Fidate, la prossima fidate. puntata del Senz'altro Show, un ospite straordinario, un ospite magico. Straordinario. Però, amici di Facebook, è il momento di giocare Con voi. con voi. Allora, sai, intanto dobbiamo fare gli auguri a Gianni che ci segue da Foggia e che oggi fa 50 anni. E Wow, quindi applauso. applausi sia perché ci segue da Foggia sia per il compleanno. È grande, Grandissimo, grande. grandissimo Gianni. E per tutti voi amici di Facebook abbiamo un gioco per voi. Chi vincerà questo gioco andrà direttamente nella mitica, come potete vedere alle mie spalle, Hall of Femmine. Cioè, perché sarebbe Hall of Fame, ma che ha Esatto. vinto solo femmine e quindi Esatto. è Hall Esatto, of esatto, Femmine. esatto.
Comunque, praticamente tutti devo dire che gai cani che ulula a casa. No. Sì, no, dopo aver sentito Gaetano cantare. Però, amici di Facebook, come giocheremo con voi? State attivi perché faremo un gioco che consiste semplicemente nello scrivere in un unico post il nome, unico commento in su un unico Facebook. commento, esatto, il nome di 5 comuni o località venete in rima. Aspetta. Facciamo un esempio. Allora, Faremo un senza esempio. usare i comuni veneti, comuni o località, Esatto. ecco. Per esempio, se facessimo con gli stati, potrebbe essere Romania, Ungheria, Albania, Bulgaria, Polonia. Polonia no. No, vabbè, insomma, che fa rima è tutto in Romania, Ungheria, Albania, Bulgaria, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto l'esempio con le nazioni, ma voi dovrete farlo. Quindi, da questo momento, il Se- primo che scrive 5 paesi che fanno rima del Veneto, Esatto. vincerà la parte dedicata a voi che ci seguite su Facebook. Via, La Hall of commentate, Fame. commentate, Scrivete, commentate. Ora. Poi il nostro staff si occuperà naturalmente di Certo. andare a controllare chi vince per primo. Ok? Elisa ci ricorda chiaramente di fare anche i complimenti a Rugby Rovigo, campione d'Italia nel derby contro il Padova. Padova, certo, una partita vinta all'ultimissimo secondo, il photo finish, quindi applauso a Rovigo, naturalmente. Oggi sì. tra l'altro ero a Rovigo, Davvero. c'erano le persone col sorriso. Era una Beh, roba ciao, meravigliosa. campioni d'Italia, no, capito? Scusa un secondo che nel frattempo qua sta che succedendo. roba. No, te prego, anche stasera. Ancora. Abitante del pianeta Terra, questa storia oggi è per te. Ed è la storia di uno sport noto anche come nobile arte, che in molti conoscono come pugilato, che i francesi chiamarono box, ma che noi chiameremo pugilismo. Perché pugilismo? Questo è uno sport antichissimo che fonda le sue radici già nel terzo millennio a.C. Infatti in un graffito preistorico degli antichi Sumeri è possibile vedere delle persone intente a combattere a pugni chiusi e sotto di essi la scritta a caratteri cuneiformi che la promozione di poltrone e sofà termina domenica. Ieri degli artigiani sumeri, infatti. Il pugilismo non è uno sport per tutti. No. I grandi campioni si contano sulle zampe di un millepiedi. Però. Fortuna vuole però che uno dei più grandi talenti sia nato qui, in Veneto. E il suo nome riecheggia ancora nelle stanze della memoria. Piero Seguea. Ma chi sei? Chi sei? È il primo dopoguerra. Piero, i genitori sono Nathan e Kimberly Seguea, sono americani, vivono in Kentucky nel loro ranch di proprietà dove allevano 130 cavalli puro sangue. Sono tra le 10 famiglie più ricche del Kentucky, ma hanno una grande ambizione, vogliono di più. E così decidono di trasferirsi dal Kentucky qui in Veneto, nel Basso Polesine, in cerca di fortuna. In cerca di fortuna. Scusa, forse che c'è qualcosa che non va. Come direbbe il grande campione di scacchi Kasparov, bea mossa. Infatti, concordo. E naturalmente nel 1949 qui a Ocamarina nasce il piccolo Piero Seguea. In un'epoca in cui Piero Seguea, in un'epoca in cui avere tanti figli era normale. Come dicono gli inglesi, no Netflix, no Sky, stasera boom boom. Certo. Così Inglesi dice sempre così. Piero è l'ultimo dei 25 figli della famiglia Seguea. Però. Ma quel che è peggio è che i genitori, non avendo tanta fantasia, ne chiamarono Piero almeno 8, 4 maschi e 4 femmine. Come ti chiami, Piero? Piero continua a combattere, inizia a combattere fin da giovane, fin da piccolo, con i suoi fratelli, per un tozzo di pane, per un giocattolo, per l'ultimo numero di Cioè. Ma scusa, nel dopoguerra. Anche perché l'idea di trasferirsi dal Kentucky al Basso Polesine si rivela essere un'idea meno geniale del previsto. Ma Chi l'avrebbe mai detto? Beh, mi per esempio. A quel punto si inizia ad avere la fame. È perché il cibo scarseggia e chi ne risente di più è il piccolo Piero. Perché il suo fisico cambia drasticamente. Pensate che all'età di 1 anno e poco più è alto appena 1,05 m e pesa 122 kg. Scusa, ma I genitori sono molto preoccupati. ma Ma anche il pediatra. come dicono gli inglesi, in Kentucky, tacchi tei tacchi, mino te tacchi tacchi, tacchi te tito tacchi in Kentucky. ma scusa, tipico proverbio. Passano gli anni e Piero Seguea continua a crescere e continua a combattere perché vive nei sobborghi delle cittadine del Basso Polesine, dove all'ombra dei grattacieli o nelle stazioni della metro o nei vicoli bui dove gli sbirri non hanno il coraggio di entrare, si combatte il vero pugilismo, quello della strada, quello dove in palio non c'è una cintura, ma c'è il rispetto, il riconoscimento, la sopravvivenza e a volte anche la gnocca. A volte. Anzi, siccome se Basso Polesine è po' di gnocca. D'altronde, come si dice in Kentucky, cheers cheers, cinciocca, I love la gnocca.
Scusa, ma molto simile al Veneto, eh? È il 1969, Piero Segua ha 20 anni, ma intorno a lui il mondo sta cambiando, perché 500.000 persone partecipano al Festival di Woodstock per 3 giorni di pace e musica rock. E così, mentre la gente dice stop alla violenza, ascoltando le parole di Jimi Hendrix, Joan Baez o Gigi D'Alessio, il piccolo Piero Segua e il giovane Piero Segua continua a combattere per la strada, quella strada che non conosce pace e dove la sopravvivenza è l'unica chance. Ma come diceva una canzone di Jimi Hendrix, mai non mollare mai se non ce la fai. È plagio. Il 1969 è anche un anno speciale per la svolta della storia di Piero Segua. Segnatevi questo nome, Willy Obtortocollo. Willy Obtortocollo. Segnatevelo bene perché Willy Ossocollo è ovviamente il più grande talent scout che il Veneto abbia mai conosciuto. Willy Torcicollo è Segnate il nome perché se lo desmente anche talmente bravo nello scovare talenti che una mattina, vedendo Piero Segua che combatte contro una vecchia signora, capisce che ha un grande talento. Ma che così dai, vecchi? lo invita nella sua palestra. Il giorno dopo Piero Segua si presenta insieme alla vecchia signora ok. e conosce il pugilato, capisce che non c'è solo il pugilismo, che non serve combattere soltanto per il rispetto, il riconoscimento, la sopravvivenza e la gnocca, si può combattere anche per una cintura. Certo. Per Piero Segua è una folgorazione, o come dicono gli inglesi, da quel momento è un allenamento continuo. Mentre Woodstock ormai è leggenda, la radio continua a passare quella musica che è perfetta per l'allenamento, per non sentire la fatica, per non sentire il dolore. Il fisico di Piero Segua si stravolge completamente. Certo. Ormai non è più quel bambino ossuto di 1,05 m per 122 kg. Ossuto soprattutto. Ora è un uomo di 1,07 m per 121 kg. Un allenamento, è Sega fatto, Pippo, eh? A quel punto Piero Segua è pronto. Certo. E il suo mentore Willy, il principe di Bel Air, braccio intorno al collo, decide di organizzargli il match dell'anno. Il match che l'avrebbe fatto conoscere al mondo intero. È la notte di Natale del 1969. Il ring è quello del Madison Square Garden di Popozze. Pare che ne sia uno anche a New York. All'angolo rosso c'è lo sfidante Piero Segua e all'angolo blu c'è il campione in carica, Fulvio Carton, detto Mani di Pietra. Piero Segua sa di avere una chance, sa di avere grande talento. Quel che non sa è che ben presto busseranno alla sua porta gli eventi, il destino, il fato. O come dicono gli inglesi, toc toc, chi è un merlo che fa me? Citazione questa, Al suono del gong parte subito il campione con una sequenza allucinante. Gancio sinistro, gancio destro, una mano alla cintura, una mano alla cabeza, un movimento sexy. Che colpi mortali. Piero Segua è in balia dell'avversario, davanti ai suoi occhi gli passa tutto il film della sua storia. L'infanzia passata a combattere per un giocattolo, o l'adolescenza passata a combattere con le vecchie signore, fino agli ultimi mesi di un duro allenamento, sempre con la colonna sonora della magica musica di Woodstock. Ma lì Piero Segua ha un'intuizione e compie un gesto che cambierà la storia. Fa un balzo in avanti verso l'avversario e lo abbraccia, gridando basta violenza, meno pugni e più abbracci, perché se io posso cambiare, voi potete cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Ma era Rocky. Infatti. Come dicono gli inglesi, it's another movie. Certo. E infatti il campione lo colpisce con un gancio alla mascella e con una ginocchiata lì dove non batte il sole, o come dicono gli inglesi, try Maroni. Certo. Mi va a pace. Il sogno di Piero Segua si infrange e non solo quello. Certo, soprattutto. Al termine dell'incontro dichiarerà: beh, speravo meglio! Da quel momento, inspiegabilmente, non combatterà mai più. Chissà perché. Tenterà la fortuna come voce singola del coro del Kentucky delle voci bianche. Certo. Questa era la storia del primo pugile pacifista, quel Piero Segua che passerà alla storia col soprannome di El Genio. Pugile pacifista è proprio un genio. Cioè, vabbè. Grazie al nostro Fuffa. Applausi al nostro Alberigo Fuffa, ci sta Incredibile. raccontando delle storie di Veneti che non conoscevamo e capisco anche perché dopo, Forse sì, dopo averle forse ascoltate. Noi Che potremmo bello, andare guarda. avanti, no? Cosa dici, Pippo? Potremmo andare con, avanti, ad esempio, dando una bella notizia a tutte le persone che Certo. ci stanno guardando. Che ne dici, Marco? Certo, diamo una bella notizia perché da qualche tempo, ormai da troppo tempo, vi stiamo parlando da dietro uno schermo. Noi guardiamo in basso tante volte per leggere i vostri commenti.
mentre da anni siamo abituati a guardarvi in faccia e tra poco questo accadrà di nuovo. Perché signore e signori, riaprono le date live estive! Applauso! Allora, segnatevi questo sito www.marcoepippo.com. Yes! Andate sul nostro sito e troverete già aperte le prevendite per il 25, 26, 27 giugno a Torreglia, Esattamente. al Teatro La Perla, Yes. ma all'aperto. All'aperto. Ci sono solo 500 posti, quindi A data. sono limitati i posti, però Certo. vi aspettiamo. Allora noi dopo 1 anno e mezzo abbiamo tanta voglia di vedervi. Se volete andate sul nostro sito e troverete queste date che sono le prime 3 date. Le prime 3 dell'estate. Perché poi l'estate ci saranno tante altre date che vi verranno date nei prossimi giorni, quindi Esattamente. controllate e naturalmente ricordiamo che in estate saremo attivi con il nostro best of, per cui se non ci avete mai visti è l'occasione, se ci avete già visti venite perché saranno novità e sorprese. E poi ricordiamo sempre che sono attive le date di dicembre. Yes. Fine dicembre e inizio gennaio ci saranno 6 date al Gran Teatro Geox a Padova e le prevendite sono già aperte, per cui se vi fa piacere, sostenete la riapertura del live andando sul sito e facendo un piccolo gesto, che è quello di cliccare acquista. E venite a divertirvi. I biglietti saranno disponibili da domani nelle prevendite che troverete indicate nel nostro sito per Torreglia, e poi tenete d'occhio il sito per il futuro, per tutte le prossime date. Certo Gaetano, però adesso Gaetano, perché vedevo Gaetano là in fondo. Esatto, Gaetano, vieni Alessandro, vieni, accomodati sul nostro campione torna qui. Noi volevamo anche dare la possibilità ad altri 2 ascoltatori, ad altri 2 amici da casa di giocare con noi a canzoni, perché insomma, certo. però te Prima la metterti naturalmente divisa da di canzoni. sfidare. E anche gli occhiali mi devo mettere, aspetta. Prima di sfidare il nostro campione di Baone, Quindi se abbiamo già delle telefonate e la regia ce le passa, noi siamo pronti per parlare con voi da casa per il prossimo momento telefonata. Ce le abbiamo? ne abbiamo? No, è caduta la linea. e quindi andiamo avanti, per cui dov'è che si comprano i biglietti, Pippo? I biglietti si comprano, si vede nel nostro sito marcoepippo.com, dove ci sono tutte le prevendite per i biglietti di Torreglia. Ah, ma è facilissimo allora, ma è facilissimo. E cosa si trova poi nel nostro sito, carissimo Nel nostro Pippo? sito troverete delle meravigliose e splendide opportunità di regalo per voi e per gli altri. A proposito di regalo, Esatto, abbiamo a pensato, proposito certo di che regalo. farglielo così vestito da Finché cocker. risolviamo i problemi con le telefonate, intanto continuate a chiamare, chiamare. perché stiamo risolvendo tutto e lo Abbiamo faremo. pensato di regalarti questa maglietta senz'altro, tra l'altro Putelle Edition. Non so Wow. se sia la maglietta delle putelle di Ciano Contin per il nostro Alessandro. La taglia se è tua, se Sì, chiaro complimenti magari per la putella che ha fatto da esatto, modella. però insomma, dai, voglio dire. Bene. Abbiamo risolto il problema col telefono e quindi Ma abbiamo scusa la un secondo prima però, telefonata. scusa, Dimmi. ma che maglietta l'hai? Vince solo quei che viene qua. No, queste magliette sono disponibili naturalmente nel nostro sito marcoepippo.com, Ah, sì? cercate store e andate a vedere. Però non voglio fare pubblicità. No, ma No, si chiede solo le se- magliette? No, ma non dobbiamo fare pubblicità, sennò dovremmo dire che si trovano anche gli ombrelli, Anche i gli libri ombrelli, comici che- da usare sotto, non so, sotto l'ombrellone. Però noi libri. abbiamo Certo, un'ascoltatrice in che linea. bello. Dico ascoltatrice perché secondo me è una donna. Chi sei? Ciao Pietro. No, Dov'è 2 chi? maschi, finalmente, capito? finalmente. No, Piero perché segue tra l'altro. Dai, quello sì. vedo. è un programma maschile Imprevedibile. o femminile dalle telefonate. Eppure abbiamo adesso Gianpietro e Pietro. Sì, Vicentini. Da dove? Eh, Precisamente da Caldogno. Caldogno. Dove? È la Terra Santa, ricordiamolo. Sì. Dove è nato il nostro Roby Baggio. Che San Roby salutiamo Baggio. e invitiamo a una Grande puntata del Sens'altro Show. Sì, lo Esatto. conoscete voi? Beh, ovvio. Ovvio, allora no, porti- de fama, Possiamo tipo devi... palestra con lui. Ah, che bello, allora potreste portarcelo sì. qui in trasmissione, Roby Baggio, noi ci terremo non è che sono così particolarmente. legati, però. Beh, allora guarda, tu invitalo che noi lo accettiamo. Adesso bisogna che si organizziamo un Va attimo bene, che va ospiti. Ma come? No, tra l'altro c'è il Divin Codino su Dai, Netflix. scherzo. Fammi Però capire. veramente lo conosceva. Bene, allora, tu che chiami dalla Terra Santa, sei pronto per giocare con noi? Vai, Gae. Sì, sono tutti pronti.
3, 2, Pronto? 1, via! Via col minuto. Passo. Oh. Passo. Non lo so. Passa. Passa ancora. Se bruciasse la città. Buono. Bravissimo. Due. Amore mio, sta in fronte a te. Vabbè, facciamo che è mezza. Però abbiamo esaurito le 5, giusto Sì. Gaetano? Sì, Bravo, sì, Guadagno. l'abbiamo conti- Bene, allora, Bravi, dopo però. faremo i conteggi, bravi Sì. naturalmente. Grazie. Salutiamo anche i nostri Giampietro e Pietro, grazie. Salutate Roby. Ciao. Arrivederci. Grazie Passiamo mille. alla prossima telefonata, ce l'abbiamo? Sì, ce l'abbiamo, pronto? Pronto, ciao ragazzi, sono Andrea, Ciao, Andrea. Da dove? da Padova, Da Padova. è vicino proprio alla valle, quindi... Scusa, centrino, Andrea, ti abbiamo chiamato noi, ti abbiamo svegliato. Cosa è successo? Sento un entusiasmo. No, sono emozionato di Ok, sentirlo. bello. Buono. Dai, Andrea, forza che vinciamo. Guarda Andrea, guarda, non ti emozionare, mi raccomando, cioè vivi già vicino al Prato della Valle, quindi secondo me sei già abituato alla grande bellezza, per cui potresti anche stare tranquillo. con Bello, noi. bello. Rispetto al Prato della Valle, noi altri siamo, Come? non so, cioè Inuti. Cioè, no, praticamente. ecco. Bene, Andrea, dai, sei pronto? Sì, dai, vai, Vai, Gae. Pronto? Vai. via. Tu mi fai girare come... cos'è questo? Sì, quea. Come fossi una... Vabbè. Come fosse una bambola. Sì, Una bambola. buona. Va bene, Andrea. Ti amo. Anch'io, Andrea. Dai. Sarà perché ti amo? Bene. Sì, bravo. 3. No, questo non lo so, passo. Passa, dai. Questa... Passa. Passo. Basta, sì, fine. Oh, Andrea, che peccato. guarda, c'eri quasi. Dopo faremo i conteggi e vedremo se sarai tu il vincitore. Grazie per aver chiamato con noi. Dubito. Salutaci Grazie, tutti gli ragazzi. amici del centro di Padova. E tutte Ciao, le Andrea. statue del Prade Avae, anche sapete che sì. Grazie, siete Ciao, fantastici. grazie. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Campione Alessandro. Allora, Sei pronto? Stop alle Prontissimo. telefonate, è il momento del campione. Stop alle telefonate. Ok, busy, Alessandro. sì. No, rimani lì seduto, non ti preoccupare, così. Ma i Ah, poso. bravo, perché se tu stai lì a sgranare i bisi, e nel frattempo non ho visto se qualcuno aveva scritto come si risponde a sgranare, ma dopo Dopo lo controlliamo. Allora, pronto? facciamo una sequenza, dovresti riuscire a battere il tempo che adesso non sappiamo qual è, ma il nostro notaio sta. Ce la puoi fare. Ce la Quindi, puoi fare. Alessandro, Dai. potresti tornare fra 15 giorni se indovinerai. Mi metto di qua perché sennò rischia di aguzzare l'occhio. Insomma, no. Gae ti canti Stavo a come guardare. Joe Cocker. No, bella. Bellissima. Grande Irene. Bene, siamo pronti? Vai. 1, 2, 3. Vai. È il cancan. È il cancan. Il cancan, va bene. Il cancan, sì. Passo. È la Lucio Dalla, canzone. Niente, no. Voglio vedere se ne ha un'altra. Dai. Cocciante. Io canto. No! Canto no, beh, 3 su 3 ha sbagliato. Per cui. no, vabbè. Mi Questa è l'emozione. Facciamo Alessandro, Cedo la corona. dobbiamo decoronarti. Scoronatemi. Secondo me Alessandro ha pensato di cedere Il trono. elegantemente il trono a qualcun L'applauso. altro. Ce l'ho messa tutta. al nostro campione. Esatto.
sportivamente, però ti piaceva vedere Guy che faceva il Sì, mi ha fatto fare perché sono praticamente una fascia di moquette in testa, no? E quindi leggerissima. Ma Bene, puoi io accompagnare accompagno Alessandro. Alessandro e andiamo avanti con Stato. Grazie Alessandro per essere stato con noi. Evviva Ciao. Baone, evviva i Bisi, evviva Ciao, Alessandro. Forever. Per caso noi abbiamo anche il nome... Il vincitore di Facebook, del gioco di Facebook, siamo riusciti a pescarlo. C'è un momento... Lo stiamo cercando, c'è. ce l'abbiamo, Possiamo- ce l'abbiamo. Valentino Valentino Chinellato, applauso. Sappiamo anche quali sono i comuni. Beh, vediamo, andiamo a sbirciare. Valentino che comuni. Chinellato è riuscito, se avete anche la sequenza già scritta così la leggiamo al volo, altrimenti dobbiamo andare in cerca del messaggio preciso. Comunque Valentino ha vinto Sandon, Boyon, Lamon, Dosson e Lyon. Buono. Grande conoscenza del territorio veneto. Chissà salutiamo gli amici di Lamon, dove c'è un cartello bellissimo e viva Lamon, che Dio lo benedon. Terribile, vabbè. Perché non sapevo che era stato. L'ho visto. Ma tu che hai messo teaser. Forse sì. Ma perché parlo di amore in qualche modo? Perché questo... Preparo intanto il terreno. Esatto, perché abbiamo ricevuto veramente tantissime richieste la settimana scorsa. È stato veramente un grandissimo successo, una rubrica che si chiama Lovely Elsa. Lovely Elsa. Ed è una rubrica nella quale Elsa cosa fa di preciso, Pippo? Diciamo che Elsa dà dei consigli inutili a delle persone che hanno dei problemi inutili. No, in realtà lei risponde ai problemi amorosi delle persone dando dei consigli che potrebbero anche essere utili, che ne sappiamo. È con noi questa sera Lovely Elsa Faggi. Eccola qua, benvenuta Elsa, prego, si accomodi Elsa. Meravigliosa. Benvenuti a tutti e non solo. Buonasera. Cosa significa non solo? Sì. Dov'è la mia Questa cartellina? è la sua cartellina. Sì, esatto. Lei tra l'altro ha ricevuto un sacco di mail, ma noi vogliamo anche ricordare che la gente può continuare a mandare le email. Certo. Allora possiamo anche mandarla che fa impressione, se volete. Guardi, fa già impressione lei, nel senso mandiamo in sovraimpressione. Allora semmai. mandate le vostre mail a una mail che esiste veramente, quindi potete mandare i vostri problemi di cuore e noi le leggeremo tutte. Elsa__ underscore. Sì, ecco, perché la volta scorsa le avevo detto che era complicatissimo. Elsa__ Ma perché tutti quando dicono underscore ti dicono cosa? Trattino basso, e allora glielo dici prima così nessuno si fa confusione. Sì, ma siccome siamo andati avanti per un'ora per definire qual era l'indirizzo, sì, ma l'ho cambiata, l'altra volta era Elsa__ underscore @elsa.com e non esisteva. Invece adesso esiste veramente e l'ho cambiata per renderla più facile. Elsa__ underscore @marcoepippo.com. Più facile, molto bene. Bene. E so che ci sono tante persone che la chiamano, che le scrivono, Sì, guardate, allora intanto voglio dire che io mi occuperò dei vostri problemi di cuore senza avere una laurea in cardiologia. Ci credo, guardi, ci credo e me lo sottolinearlo. Allora sono molte le donne che mi scrivono perché hanno difficoltà a trovare l'amore e quindi vorrei dire parlate con me e troverete un amore senza pene. E che dita così non è proprio bellissima da dire, siamo in prima serata, però vabbè, guardi, lasciamo stare, so che ha delle domande che le sono arrivate, per cui le lasciamo il suo spazio. Allora, innanzitutto vorrei partire con una telefonata perché vogliamo proprio sentire dalla viva voce delle persone. Abbiamo questa telefonata, pronto? Ciao Elsa, sono la Betty. Ciao Betty, che piacere di sentirti. Dimmi tutto, la Betty. La Betty. Il mio ragazzo ha tatuato sul braccio il nome della sua ex, Anna. Non riesco a digerire questa cosa. Come la posso risolvere? No, guarda, capisco, è successo anche a me e siete in tanti a scrivere la stessa cosa. Cioè, quest'Anna è stata fidanzata con tanti? No, ma no, credo che fosse questo. No, perché lo deve offendere così? Nel senso che tante ragazze mi dicono che il suo ha il nome tatuato della sua ex. Allora la Betty, ascoltami, guarda, ci ho parlato tante volte con le ragazze che hanno questo problema, ci sono 3 soluzioni. Sì. Allora, la prima, io credo che decidi di fare un figlio con lui.
e se nasce lo chiami Anna. Beh, idea questa. Un figlio, cioè se nascono figli maschi come fa? Beh, continui a figliare finché non esce la femmina. È la natura che decide, non possiamo mica comandare noi. Ho capito, però non mi pare una soluzione credibile, cioè lei continua a far figli finché non trova... non esce la femmina. Vabbè, se dopo non esce, insomma, non lo so, ti organizzi, provi, certo. tipo vai a scambiarne uno in cunetta all'ospedale. Ma scusa, ma cosa sto facendo? Ricordati, questo te lo do come consiglio personale perché è capitato anche a me, ricordati di cambiare la targhetta. Ma penso che se ne accorga ma il problema non sia la targhetta, semmai che uno è maschio e l'altro è femmina, e comunque non è una cosa da fare. Ma devi cambiare la targhetta. Ma non è una cosa che si può fare, scambiare un neonato. Vabbè, allora comunque ho detto che ci sono 3 opzioni. Allora la prima direi di no. Soluzione 2. Ecco. Cancelli con il laser il nome della sua ex e quindi col laser basta cancellare. Oggi si fa, però mi pare una soluzione francamente più difficile e impraticabile. Scusi, cioè scambiare i bambini nella culla sì è facile, mentre cavarsi il tatuaggio con laser no, se difficile. Insomma, poi uno sceglie, comunque ci sono 3 opzioni, ne ho dette solo 2. A questo punto voglio sentire il numero 3 che mi allora preoccupa. La 3 non è né la 1 né la 2, onestamente. Ma dai. Allora la 3, cara Betty, compra un cane e lo chiami Anna e poi fai innamorare il tuo ragazzo del cane che si chiama Anna. Poi se è maschio allora là diventa un problema, insomma. Ma si può prendere un cane femmina? Beh, ma è la natura che decide, non possiamo mica decidere. Che sarà più facile al canie. Comunque senti, se trovi un cane maschio magari vai dal veterinario, quando trovi un cane simile al tuo e la padrona distratta te glielo rubi e lo scambi col tuo, ricordati di cambiare la targhetta e farsi il laser. Adesso. Ciao, grazie Betty, mamma mia, cioè io non so, Pippo, Elsa, abbia pazienza, non mi paiono delle soluzioni così adeguate, geniali. Io però... ne ho date 3, poi ognuno decide. Cioè, ognuno decide in base come dico sempre, ognuno cosa? Sì. Andiamo avanti. Prossima con la seconda telefonata. Pronto? Ciao Elsa, sono Loretta. Oh, che bella voce squillante. Ciao Loretta. Sembra come la Betta di prima. Vabbè. Ciao Loretta, dimmi qual è il tuo problema, Loretta. Senti, sarò diretta. Il mio ragazzo mi tradisce. No, guarda, io questi uomini che tradiscono li odio. Guarda, non me ne parlare. Ok, allora se non ne vuoi parlare senti questa. Dopo che ho lasciato il tipo mi sto vedendo con altri uomini. L'altra sera siamo usciti a cena e ho dovuto pagare io. No, guarda, questi uomini scrocconi io li odio. Guarda, non me ne parlare. Ok, allora se non ne vuoi parlare senti questa. Adesso però mi scrivo anche con uno che si è sposato ma dice di essere innamorato di me. No, guarda, questi uomini che tradiscono, guarda, io non li sopporto. Guarda, non me ne parlare. No. Ok, allora se non vuoi parlare anche di questo ho finito gli argomenti, mi sa che è meglio che metta giù. Sì, mi sa che è meglio. Ciao. Ma che razza di telefonata sei? Se non ha parlato. Ma possiamo fare il filtro anche voi della regia? Ma io non lo so, ma c'è 3 e questo non ne parliamo. Io sono allibito. Allora, signor Allibito, andiamo avanti. Non sono allibito di nome, Gaetano. Il signor Gaetano Allibito, andiamo avanti con il resto della puntata perché abbiamo anche i messaggi che ci avete scritto al nostro indirizzo mail. Questo sì. __chiocciolamarcoepipo.com. Esatto. Allora, mail attiva, ricordiamo. Sì, mail è attiva, ti chiedo di raccontarmi che cosa, perché ne abbiamo abbiamo ricevuto dozzine di messaggi e tra gli 11 che sono arrivati ho scelto quelli che adesso il signor Gaetano ci legge. Dozzine o 11 messaggi, scusi? Sì, leggo. Vabbè, allora, leggiamo la prima domanda. Vai. Carla ci chiede, mi viene il dubbio che sia Carla, però vabbè, Carla ci chiede: è vero che se pensi a lui mentre in una notte di luna piena immergi 3 rose in acqua a testa in giù, legate con un filo rosso di lana, e poi le seppellisci e le annaffi, lui si innamorerà di te entro 30 giorni? Ma dai ragazzi, ma allora dai, siamo nel 2021, allora, crediamo a tutte le stupidaggini che vi dicono, dai un po' di testa, i giorni sono 45. Ma sì, sapevo anche a me dei 45 giorni. Ma cosa sapevo? Cioè prende le rose in verge, vabbè, lascia Pippo, leggi. Abbiamo il secondo messaggio, Giovanna dice:
In discoteca ho conosciuto un ragazzo più grande. Ci sono andata fino in fondo, alla fine mi ha detto che è fidanzato e tra 2 settimane si sposerà. Se mi cerca ancora, cosa devo fare? Guarda, non gli rispondere più, perché non si fa così. Robe che questo ti invita al matrimonio, dopo devi fargli regalo, devi anche andare in cerca del vestito. Che e parte? poi Ma che caldo, parte? è caldo. Ma il problema non è quello, il problema è vabbè, lascia No, metti che se si sposava a dicembre ancora che pensava. Vabbè, dai, vale. Ultimo messaggio. Lorenza scrive: sto con un ragazzo da 3 mesi e il problema è che lui non mi rivolge mai la parola. Quando usciamo insieme ci baciamo e basta, senza parlarci. Secondo te è normale? Sì, guarda, è normalissimo, ma non ti preoccupare, lascia passare altri 2 mesi e dopo la smetterà anche di parlarti, va bene? E che anche brutto. di baciarti. E con questo messaggio di speranza noi chiudiamo qui Lovely Elsa. Grazie Elsa, la nostra Elsa Faggin. Facciamo un applauso per la nostra Elsa Faggin. Grazie di tutto e anche del contrario di tutto. Esatto. Lasciamo stare. Allora, Io volevo leggere un messaggio di Erika Ross che chiede: ma Laine e Duilio sono ancora in vacanza? Bravissima Erika, arrivi a caschi a fagiolo, proprio perché i prossimi 2 ospiti che andremo a vedere sono questa coppia in perenne crisi, è in terapia di coppia, ma il terapista gli ha detto di andare a fare un weekend romantico. E quindi che se serviva un weekend romantico? Sì, e sono tornati in terapia la settimana dopo, perché andiamo a vedere un po' come sta andando. Cari Duilio e Ines, posso chiamarvi Duilio e Ines? Come ho voluto chiamarne Franco e Marisa? No, non è che ormai c'è una certa confidenza, dico, e io penso anche che la terapia stia dando dei frutti, no? Ma credo che Sipia non marsi se sta dando dei frutti, perché non vedo grandi cambiamenti, dottore. No, vede, questo probabilmente perché lei, Duilio, mi permetta, non si lascia troppo andare, no? alle novità che stiamo introducendo. Lei non è predisposto al cambiamento. Dipende anche dal cambiamento. Se si tratta di cambiare lavoro, squadra del cuore, ora dico no, è un cambiamento difficile, ma se fa cambiare femmina non è un problema, dottore. Copate! Non cambia niente questo qua nella vita, neanche la posizione in letto, dottore. Non si cambia neanche qui a mai. Cioè? Mi da una parte e da quest'altra. Però voi non dovete continuare a lanciarvi delle frecciatine, anzi siamo qui per riunirvi. Allora facciamo un rapido test anche per misurare la vostra elasticità mentale. Pertanto io vi farò delle domande e voi risponderete contemporaneamente. Simultaneamente. Bravissimo, bravo signor Duilio, bravo, simultaneamente. Allora, domanda 1. Vacanze estive sullo stesso posto o in posti diversi? Diversi. Deve sapere, dottore, che è da 30 anni che andiamo sempre al mare sul stesso posto, a Sottomarina, stessa spiaggia, stesso ombrellone, terza fila davanti, secondo posto a sinistra. Anche che abbiamo sa talmente tanti scherzi che il bagno che potevamo comprarsi a Croazia intera in 30 anni. Sì. Proseguiamo. Sì. Seconda domanda. In pizzeria, sempre la stessa pizza o cambiate? Stessa. Anche qui non siete d'accordo. Terza domanda. Cibo etnico o cibo veneto? Veneto. O non cambi neanche se non te. Scusami, ma allora l'ultima volta che abbiamo mangiato etnico, ti ricordi che cosa è successo? Guardi, dottore, eravamo in vacanza, non mi ricordo in dove che eravamo. Abbiamo mangiato cibo etnico. Sottomarina non è voluto che fossimo in vacanza. Sottomarina. Femmine si ricorda sempre tutto. Abbiamo mangiato cibo etnico, siamo stati male 3 giorni, dottore. 3 giorni, allora cibo veneto, mi scusa. Certo. Però vede, con questo Duilio e Ines dimostrate che mentre la signora Ines è una mente molto più elastica, lei invece, signor Duilio, è un po' più... No, aspetta. No, dico, lei è un po' più... che dica! Lei è un po' più... No, è un po' più rigido, dico. Rigido. Dopo il semenio ebete, mona vara che vario dito che mi... Rigido. Demente è... Sì. Questo test lo evidenzia. Il test lo evidenzia. Mi sono stufo di queste robe del test lo evidenzia. Guardi che i test non ci spiegano niente della verità, perché sembra che sia io rigido. È lei la più rigida tra i due. Allora dica cosa che ti ha detto a tuo figlio la settimana scorsa. E te ha chiesto se poteva andare via 3 giorni col suo fidanzato. Mica gli ho detto sì. E a Ine gli ho detto 3 giorni via col tuo moroso non ci vai, perché ha paura che vai a casa incinta. E ha capito come
cosa che pensa? Chi è più rigido? Effettivamente questo è un atteggiamento un po' più rigido da parte sua, Ines. Poi cosa voglio dire? Cosa sarà mai? No? Lasci andare sua figlia, cosa mai sarà 3 giorni fuori? Dottore, il problema non è i 3 giorni fuori, è i 2 minuti dentro. Ines! Sì. Mi sembra che le cose tra Duilio ed Ines stiano andando peggio del previsto, ma tant'è, questa è la realtà. Amiche e amici di Facebook, siamo quasi in addirittura d'arrivo. Vi ricordiamo che se vi piace questo Senz'altro Show, cliccate sul tastino condividi per condividere con i vostri amici questa diretta. Vi ricordiamo anche che da domani sarà disponibile su YouTube la puntata, per cui insomma, se vi fa piacere condividete e spargete la voce, perché noi abbiamo bisogno di tantissime persone all'ascolto, come tutte le persone che in questo momento ci stanno scrivendo, tipo Carlo Crosato che ci chiede: e Ciano fa ancora il rapper? Allora io da questo spunto chiamerei dentro qui un ospite che si chiama Vianeo da Mestre. Un applauso. Ciao, guardi, grazie. Vianeo, glielo faccio io. Il nostro media partner Radio Piazzaferro in diretta qui con noi questa sera con il grandissimo Vianeo da Mestre. Sì, senti che umidità che c'è qua dentro? Non senti? Era so bombo, non senti questa umidità? Non abbiamo il clima, No, non c'è un problema il clima, se la smetti di leccare, d'accordo? È perché il grande Vianeo da Mestre, complimenti, amore, mamma, cosa sei tutta sta confidenza? Ora date una calmata, ma ancora arroganza? Era per introdurre. Oh, ma se un camaleonte se pusa su di te diventa stronzo, dai, per piacere. Scusi, ma perché? Ma ci vuole rispetto. Volevo solo introdurlo in una modalità un attimo alta per ricordare che lei comunque è media partner di questo programma. Vabbè, Vianeo da Mestre. E ora dillo, ti sei ibrido. Perché? Ti sei ibrido? Perché mi stai ciucciando tutta l'energia, ti sei ibrido, dai. Vabbè, guarda, io non volevo dire di niente, vabbè. Comunque sappiamo che c'è un ospite che lei introdurrà in questa serata. Allora lo spiego con parole mie che la gente capisce a casa. Abbiamo non un ospite, ma il ospite, signori. Scusa, è l'apostrofo. Se Timore l'ospite. Se algebra. Allora, il ospite. E quindi praticamente noi questo abbiamo chiamato un rapper noi di Radio Piazzaferro, One Piazza, One Ponte. Naturalmente chiamiamo i grandi talenti del mondo. Abbiamo tutti i rapper che spaccano, ma ce n'è uno in particolare che spacca più degli altri. Ma veramente? Sì. Sfera e basta a confronto alla Gigiola Cinguetti che tra l'altro pare che abbia copiato la canzone che sta spopolando di questo rapper. Lo vado a introdurre, signori e signori, l'assessore Ciano Conti. Ciao persone. Gomito. Gummia. Sei pronto al ballo dell'estate? No, io guarda veramente, però questo è il grande rapper che sta venendo a cantare Costu Costesina. Vabbè, grandissimo. Ma guarda, facciamo anche un bello stop. Assessore, benvenuto. Insomma, tutti la stanno acclamando. Però noi finora l'abbiamo chiamata assessore, non mi sento di chiamarla rapper. Chiamarlo. Hai detto chiamarla. Chiamarlo. Capello lungo in Ghana. Amore, sì, un uomo, è un uomo. No, era nel senso, vabbè, lasciamo stare. Comunque non mi sento di chiamarlo rapper. Senti, ma perché dobbiamo accanirci contro il mio assistito, d'accordo? Ma stiamo scherzando? Ma non so, ascolta, te dago tanti cartoni che te parlerà adesso su Rai Yo-Yo. No, ma guardi, stia tranquillo, non sapevo lei fosse il suo manager, ma adesso addirittura abbiamo un manager, quindi scusi, lei sta scegliendo la carriera di rapper o di politico? Allora, sono un po' sul chi va là. Sto ancora cercando di capire cosa che mi piace di più fare nella mia vita. Ho cattato fortunatamente un tale Scout che mi sta seguendo. Grazie. Quanti concerti ha fatto finora? Mica ho fatto un concerto fin adesso. Ah, ok, quindi all'inizio. Sì, grande serata, grande serata con i miei amici che mi cantavo fin mattina. E ora che ho detto che sono rapper una notte, hai detto capire? Sei rapper una notte, che era un film rapper una notte. No, ma continui a spiegarmela, assessore. Rapper c'è uno che rappa, ma allora, un film dice rapper una notte. Sì, certo, va benissimo. A parte non vorrei dire che fino a mattina non si può, però queste sono robe sue. Vabbè, ma guarda che era ancora il 2020. Guardi che è peggio, mi scusi, però vabbè, la smettiamo di attaccare il mio assistito, per piacere. Allora te faccio clonare, te dago a te anche a st'altro. No, ma io sto benissimo, tranquillo. Comunque ho caro vedere come il mio tale Scout volevo solo dirle. Scusa, stiamo per precisare che io non ho mai fatto i Scout.
nel senso se chi è bravo e curte anche a 0 gradi un fiocco, no, una roba che... Ma talent che scout mica significa che quello è boy scout. Poi cioè, a parte gli scout fanno anche qualcosa in più. Ecco. Salutiamo tutti gli amici. Sì, che non abbiamo più tra gli scout dopo questa sua dichiarazione. Esatto. Comunque, assessore, dico che lei in ogni caso, o come politico o come rapper, lei incontra il gusto delle persone, perché abbiamo un fan, guardi, posso dirle, che l'ha omaggiata. Addirittura. Non con una pianta, ma credo con un qualcosa di No! innovativo. Insalata romana, è la mia preferita. Bravo. Insalata romana, ecco, è arrivato, c'è anche il bigliettino. Come facevano a sapere che era la mia preferita? Fermo per carità, potrebbe... È rosa. Potrebbe essere letale, potrebbe essere pericoloso. No, amore, lo facciamo brillare, c'è un brillatore, qualcosa che può farlo brillare. Perché non credo abbia esplosivo. Magari è rosa, che ne so, è una delle putelle di Ciano Contin, che è una sua fan. No? Potrebbe esserci ad esempio dell'antrace. Scusi, ma io non del cianuro, che ne sai? O potrebbe mancare anche il francobollo, cosa più grave ti va a metterti e costa. No, a posto così, manca solo un po' di sale, assessore, siamo a posto, vai. Possiamo leggere questo biglietto? Vediamo qui. Ecco un cesto di insalata romana, la sua preferita, visto che spesso ne va a prendere. Lega, assessore. Vabbè, ora basta. Cosa è successo? No, vabbè, ditelo. Allora, se voi avete caro che io vada a casa, allora io resto qua e vado a casa, va bene? Scusi, ma a parte che non ho... Io lo dico... Se volete che resto qua, vado a casa. No, allora no, cosa è successo? Basta. Posso, assessore, perché... Porta l'insalata. No, perché adesso così mi mette anche un po' di curiosità. Quindi ecco un cesto di insalata romana, la sua verdura preferita, visto che spesso ne va a prendere dall'orto del vicino. Ma dai! Spero che questa quantità sia sufficiente ad evitare ulteriori furti. Grazie a Amedeo Franchetti Loison. Maledetto, sempre Loison. No, vabbè, dai, no, ragazzi, no, questo è tutto organizzato da lei. Organizzato. Allora, mi piacerebbe essere un folpo per darti 8 schiaffoni a volta. Guarda, veramente. No, io giuro che questo è arrivato in studio con il biglietto. Io adesso spieghiamo a chi non ha ancora magari visto il Sensato Show che il signor Amedeo Franchetti Loison, credo a questo punto sia uno stalker, assessore. Non so, io sono anche curioso di sapere chi è, perché le ha regalato dell'insalata? Allora, è uno che mi fa arrabbiare, va bene? Mi fa arrabbiare. Vabbè, ma ci dica anche perché a un certo punto anche la gente adesso ci comincerà a scrivere. Assessore, ci faccia il petting, vada. Arrabbiare. Lo spelling. Senz'altro. Arrabbiare. Tanto. Perché non è possibile continuare con adesso le pare che io vado a ciavare l'insalata sull'orto di una persona, che vado a invadere la proprietà privata altrui, diciamolo a dimensioni equitali. No, si fa. Per favore, tale scao. No, si fa. No, diciamolo insieme. Si fa. Scusi, complimenti per l'unisono. Però io... Allora, non si va a ciavare le cose di proprietà privata. Ecco, esatto. Un conto è se sei al mercato e frutti vendo espone che bei pommi rossi, io se magari da spa e ora ci sta che lo prendi. Ma andare su una proprietà privata... No, si fa. No, ma scusi, è furto anche del fruttivendolo, tra l'altro. Se non si accorge no, ho capito, ma non si fa in generale. Lasciamo stare. Comunque io direi, lasciamo stare questo discorso del signor Franchetti Loison. Non sta neanche a nominarlo, perché io col signor Franchetti Loison ci parla il mio avvocato, va bene? Bravo. Scusi, però dobbiamo fare qualche ripasso di italiano. Comunque, al di là della grammatica, al di là del modo in cui si esprime, che comunque è chiaro in qualche modo, io direi cambiamo proprio argomento, perché mi sembra di capire che il signor Amedeo Franchetti Loison, lei c'è qualcosa in sospeso. Non ci interessa, cambiamo, perché un fan ci ha scritto un messaggio per lei. In questi giorni Mattarella ha dichiarato che si vuole ricandidare che non si vuole ricandidare come Presidente della Repubblica. C'è lei dietro a tutto questo? Ci sta pensando? Allora, intanto il fatto che mi scrivete un messaggio del genere mi riempie di orgoglio. Sono davvero... No, guardi, restiamo in Italia, è orgoglio. Senz'altro. Diciamo che come dicono quelli che vanno a tirare su le campane del vero, c'è del vero. C'è del vero, diciamolo. Certo. Va bene. Ci sto pensando. Quindi lei vuole candidarsi, perché questa è la notizia della serata, vuole candidarsi alla Presidenza della Repubblica e sfidare i nomi che circolano in questo momento, che sono ad esempio quello di Franceschini, di Draghi o dello stesso Casini.
No, lei cosa ne pensa per esempio di Casini? Che Ma io guardo sempre il modello austriaco in cui queste signore che fanno il mestiere più antico del mondo, diciamo così, usando una metafora, lavorano in luoghi protetti, chiusi, caldini, che si stanca ben con la mocchettina per terra, Certo. l'area cocktail, te vedi dentro su a sinistra, nei gari fatto a piscina adesso. No, i dopo che sei su a destra adesso. Ah, che era il privé ora. Sì, sì. Dopo che c'è l'area cocktail, bellissima, ordinata. E ora ti ha anche più piacere andare, no? Perché sennò, cosa dite? Scusa, io No. parlavo di Pier Ferdinando Casini, però io estenderei anche un velo pietoso sul perché voi conoscete così bene questa cosa austriaca, questa tipicità austriaca. Ne dica una delle sue, forza! Cioè, non so, come si dice, Nemo, profeta in patria, ma Dori non capisce un cazzo, cioè... Bravissima. Cosa c'entra? Che citazione è corretto, Vabbè. è corretto. Allora, è corretto. sentite, vabbè. Ad ogni modo, io Comunque, punto ecco, a procedere. So che ci sono anche altri nomi che Beh, stanno per esempio facendo. ci sono anche nomi un po' più suggestivi come quello di Bruno Vespa o Lino Banfi. Ecco, lei concorrere con Bruno Vespa o Lino Banfi. È un odore, per carità, ma un onore. adesso Bruno Vespa metti dai. ancora. Ma pensare che il Presidente della Repubblica sia quello che guardava il tetone per il buso della porta del cesso, onestamente, ora chiamiamo Pierino, no? Sa che stiamo... Passiamo dal DPR al DPP, cioè? dal DPCM al DPP, No, decreto DPR, DPR al DPP, decreto cos'è? porca puttana. Ad ogni modo, veramente. io ci sono. Quello che voglio dire ai cittadini che ci stanno guardando è che io ci sono. Anzi, so che, scusi assessore, però non voglio spoilerare, però so che hai preparato un discorso anche di insediamento. Discorso per convincere anche il partito degli indecisi, si dice così, Sì. che io avrei caro anche di deciderli. Nel senso che stiamo raccogliendo una raccolta firme, vogliamo arrivare a 1 milione di firme proprio per presentare la candidatura. E 1 milione di firme, Sono tante però. 1 milione più, 1 milione meno. Ragazzi, Un milione meno sono 0, scusi. Ma basta, se glielo 300, dico. 300, 400 Sì. firme, poi famo fotocopie, Sì, dai. sì, dai. Sì, ma guardi, non commento. Ecco, comunque sentiamo il discorso che ha preparato di insediamento, direi io. Il discorso di insediamento di Ciano Contin. Sì. Trattino, bozza, trattino. Sono Ciano Contin e voglio essere il presidente di tutti. Ecco, dico tutti, intendo tutti, cari italiane, cari italiani. E voi, cari italiani LGBTH+. Ma per non escludere nessuno, ho caro citare tutte le lettere dell'alfabeto. No, ma guardi che non è un discorso di lettere, cioè... Lasci fare. E ora fai così. Diciamo tutto l'alfabeto meno LGBTH perché dobbiamo già nominare, se no nominiamo 2 volte e altre lettere si incassa dopo. Sì, però Io non che era- stiamo attenti Sì, a, sì, no, no, a quante certo. volte conosciamo. Insomma, tutti, compresi voi stranieri, residenti in Italia, aventi diritto di voto. Voi italiani all'estero. Voi apolidi, residenti in Italia. Voi nati in acque internazionali, dunque privi di nazionalità, ma residenti in Italia. Sì, tutti. Voi nati in acque nazionali straniere, ma su barche battenti bandiera italiana. Sì, per tutti assessore. Tutti, che Tutti. devo essere più preciso. No, ma andava bene tutti. Ma chi è che è nato in barche con straniere battenti? Mi sono nato, Allora, sì. qua. Sì, ero tra gli Alberoni e Pellestrina più o meno. Scusi, Acque internazionali di Mestre. Va bene, va bene. La prima cosa che farò sarà salvare gli italiani. Da chi? Da chi? Da se stessi. Ah, da loro stessi. Senz'altro. Da cosa? Rubo le parole del grande, del pluripremiato, del mitico, l'applauditissimo Giovanni Paolo bis. Scusi, ma... Scusi. Due. Scusi, Giovanni la- Paolo 2. Due. No, guardi. A parte che è secondo, però l'applauditissimo mitico Giovanni Paolo credo il. si addicano alla figura che Se il. No, guardi, è Giovanni Paolo II. Ah. Però non farei quella presentazione Esatto. iniziale, ecco. Che a sua volta riprese il discorso del fondatore dei Scout, Baden Powell Ranger. No, guardi che è Baden Powell. Senz'altro. Che non c'entrano i Ranger. Che a sua volta prese dal libro della grandissima pilotessa della Ferrari Gianna Lesy. No, non conosco, no. Gianna Lesy? Gianna Lesy. No, guarda che credo sia il pilota maschio che si chiamava Gianna Lesy. Ma non interrompere, amore. Ma non c'è Gianna Lesy, ma chi è? Quando disse, per carità, Carino ha ucciso Abele, ma Abele cosa che avevo fatto? Scusi, ma dov'è? Chiediamocelo. Ma dov'è che ha trovato questa citazione? Il nostro male, italiani, è che siamo sempre pronti a accusare tutti i caini della storia, ma senza andare mai sul serio a fondo dei problemi.
come disse la zanzara alla tigre che la mise incinta, piano amore, che le dimensioni contano. Per questo dico che più grande è il nostro pregiudizio, più vivremo lontani e sospettosi gli uni dagli altri. È questo che vogliamo? No. Allora mettiamoci il collutorio negli occhi. Credo sia il collirio, assessore. No, il collutorio. No, perché fare i gargarismi con gli occhi non credo sia Ma come brusa? Certo. Mi correggo, mettiamoci il colirio negli occhi, il colirio della tolleranza verso gli altri. Bella, bellissima. Bello, beh. Il finale però, assessore, di un discorso inutile con un finale però interessante. Tolleranza verso gli altri, a parte che il cancro di Amedeo Franchetti No, lo no, isova. guardi. Otto! Finiamola qua, perché eravamo andati tanto bene, quindi Scusate amiche ragazzi, e amici. Scusate un attimo, è arrivato un pacco per voi. Adesso faccio entrare Silvia con... c'è qualcosa per voi. Cosa sta succedendo? Scusa. Questa è una sorpresa anche per noi, che è... No, vabbè. No, ma è per... Perché alla fine questi ascari, come si suol dire, si sono dimenticati che qualche giorno fa abbiamo compiuto 10 anni insieme come trio. 10 anni insieme. Adesso, assessore, prima che si bruci la parrucca... No, vuoi stare qua a fare scandalo in diretta? Facciamo visualizzazioni. Assessore brucia in diretta il video che ha commosso il web. Esatto. Noi prima di fare i suoi ringraziamenti, assessore, ci tenevamo a ringraziare davvero a nome di Marco e Pippo, perché voi che ci seguite da casa sapete che ci sono 3 comici che cercano di far ridere, si impegnano tutti i giorni per dire quello che in termine tecnico si dice bueada, ma che ci mettono veramente il cuore e non solo. Ma dietro di noi c'è un gruppo veramente grandissimo che ha partecipato a questo lungo percorso. Io li vorrei nominare tutti perché è una delle prime volte che nominiamo Andrea, Benedetta, poi Chicco, poi tutto lo staff al completo, abbiamo Walter, Lia, Massimo, ma ancora poi arriviamo a Carlo che è la new entry, che ha iniziato a scrivere bueade come noi, cioè. Enrico Lando che fai l'applauso, che ha portato il linguaggio cinematografico anche per noi, ma soprattutto una donna che noi amiamo definire la nostra badante. Che è Silvia, che ha portato dentro la torta. Quindi un ringraziamento a tutti noi, ma soprattutto a tutti voi. A tutti voi che avete condiviso con noi questo. Ricordiamo la data ufficiale dei 10 anni. Ricordiamocelo. 17 maggio 2011, 17 maggio 2021. Siamo ancora qua, sono successe tante cose, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo. Ci piace pensare che il peggio sia alle spalle e il meglio deve ancora arrivare, e vi dico una cosa, arriverà tra pochissimo. Senz'altro. Bene, grazie. Assessore, amici. vada con i ringraziamenti, vada! Grazie a Gaetano che ci ha croppato la torta! Bravo Gaetano, ma io metterei questa base qua, assessore. Grazie appunto al nostro regista Enrico Lando, al nostro autore Carlo Negri, al nostro staff tecnico AB Audio, la segreteria organizzativa Walter, Silvia, Lia e tutti, grazie a tutti i fruttivendolo che da domani metteranno l'allarme sui pomi. Grazie a tutti voi che continuate a mandarci i video del ballo dell'estate costosina. Avete tempo ancora per qualche giorno? Inviate. Grazie a Piero Seguea che ci ha mandato un messaggio. Cosa ha detto? E ha detto... Lei. Che bello, senz'altro show! Ciao, grazie! E soprattutto grazie a tutti voi che ci seguite sempre in massa, ma come diciamo sempre, non si mai in massa! Grazie! Ciao, buonanotte! Notte!